Bella raga, ciao a tutti dal comando veneziano, torniamo su GP4, pole position di Sebastiano, pole di Sebastiano, noi purtroppo per l'incidente finiamo 12esimi, nel segno Piquet 11esimo. Secondo me avevo sul piede la seconda fila, è andata male, siamo a Catalogna anche favorevole, la macchina è veramente difficile da guidare, ve lo dico, l'è dura, proprio con tutto il bene che posso volere alla Renault, ma mi hanno dato un'altra macchina, di Muerd, andiamo. Beh ragazzi, possiamo recuperare. La macchina è dura da guidare. Vettel è un pilota che sta crescendo bene. LeBron sono in forma. Barrichello è primo. Io secondo. Fernando Cume, anzi. Questa è una gara favorevole. Ma la macchina è difficile da guidare, attenzione. Vedo una partenza bruttissima di Pippo. Mamma mia, orrenda la partenza di Pippo e mi dà vantaggio. P7 now, P7. Qua devo buttarmi e pregare. You've fallen into P7. You have P5. Devo liberarmi di Timo, però attenzione, c'è Timo davanti. C'è già l'essenza di Timo. Comunque la fisica di questa mod è una delle migliori di quelle tra 98 e 22. Mamma. Vedete com'è difficile tenerla, però sono già in quarta posizione e abbiamo i magnifici tre: Seb, Jensen e Rubens. Unico campione del mondo, Rubens, con un mondiale, io 4. Alonso, 1. In testa alla corsa, Michael Schumacher, scusate. Adesso devo stare molto attento a non far cappelle, mamma mia. Purtroppo ecco, la frenata di sta macchina è incomprensibile. Chiaro che ogni curva è un pericolo. Beh, qua ecco, qua non posso sorpassare perché se sorpasso qua è incidente al 99.9 periodico. E che penso che sul dritto la bromida via merda, anche se ho infatti, anche con la scia proprio non riesco a fare niente. Comunque ho visto che devo portare o le collezioni unboxing robe così, o i giochi retro, i giochi nuovi con MotoGP e Formula 1, non a proprio zero, visto che il tempo è poco, mi dedico a questo che è anche la cosa che amo di più in questo momento, e vaffancuore. Perché dobbiamo sempre ricordarci, in testa alla corsa, Michael Schumacher, questo è fondamentale ragazzi. Sul passo non è neanche orrendo, anzi, Vettel sta un po' rallentando LeBron, che dovevano dominare il mondiale e invece non lo stanno dominando per un cacchio. Sarà una gara dura ragazzi, perché devo tenere 10 giri con una macchina che è più scorbutica di non so chi. È più scorbutica di Ebenezer o Ebenezer Scrooge, detto proprio in un inglese di first, anzi di father language. Mamma mia ragazzi, sono emozionato. Scusate ragazzi. Riesco sempre a sparare cagate, però che bello essere il Cume. Vola e vola Cume, con tanto fiato in gola. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. E che se riesco a guadagnare anche qualche punticino su Barry è già una vittoria, ripeto, partendo 12esimo e con una macchina letteralmente catorciosa rispetto ai missili Brown, che erano la livrea più bella, la livrea della prima Brown o Brown, come volete voi, bianca e verde senza troppi sponsor, con solo Virgin e poco altro, era qualcosa di sublime. Yellow flag, ma non è davanti purtroppo, perché sa chi sarà, niente, solo un testa coda o un coda testa. Lascio sempre a voi la definitive shelter. Dai, però adesso bisogna cominciare a abbozzare un principio di sorpasso su Rubinho. La nonna Barrichello sarà tesa. Devo buttarmi, però se mi butto e sbaglio è meglio far punti che un bel casino qui al Catalogna Stadium. No, non posso buttarmi.
Bisogna essere corretti, soprattutto con i leader del mondiale, perché non voglio squalifiche. Non lo posso permettere. Però sul rettilineo veramente la Brown è devastante. Okay, good pace. Fastest Carry di on with the job Rubigno. you're doing. Fastest di Rubigno. Ho dei punti dove vado bene, altri meno. Qua non riesco a prenderla in pieno purtroppo. Vettel tiene, però Button non riesce ad abbozzare un sorpasso. No, comunque la rivalità che ho con Barrichello, che in Ungheria è stata il suo apice, è incredibile. Hamilton invece nel multiverso cumendiano. Disastro, attenzione qua, me lo sto succiando alla grande. You've moved up to P3. Fantastic, Kuma, it's fantastic. Catalogna sappiamo che è una gara iper favorevole. Iper favorevole. Però. No, mamma mia, l'avevo persa qua. Dai, che abbiamo anche Jenson. Attenzione. E me lo ciuccio forse. Incredibile, ragazzi. Dopo delle qualifiche molto difficili, che servono, la seconda fila era assolutamente alla portata. Abbiamo Vettel che sembra veramente avere una marcia in più oggi, Seb. Ma Alonso è in casa qua. E la torsida anche per Veneziano. Le tifose sempre in topless. È proprio la legge cumendiana, cazzo, che impone questo. In testa alla corsa Sebastiano Vettel, al secondo posto Fernando Cuba. Devo aver pazienza, non devo fare cappelle, detta proprio in maniera oggettiva e incontrovertibile. Attenzione, Vettel rompe, incredibile la sospensione. Vettel rompe la sospensione, pazzesco, in diretta l'ho vista proprio la macchina cedere, pazzesco. La sospensione di Vettel è andata. Purtroppo così però Button e Barrichello guadagnano punti. E devo vincere però adesso, Non ci credo. Ritiro per Seb, sicuro, re. Incredibile sfortuna per il tedesco. Sospensioni sicuro. La sospensione posteriore destra è crollata proprio. Adesso vediamo se ho la forza di tenere e andare a vincere, speriamo. Mamma mia, in diretta ho visto il crollo della sospensione. Pazzesco, Beppe, pazzesco. In testa alla corsa, Fernando Cuba. Se parlo poco, ma sono anche teso adesso perché ho un'occasione incredibile. Devo sfruttare la gara favorevole. Di questi anni arrivano anche gare poco favorevoli per me.
Tensione senza senso. La macchina ancora la sento benino, speriamo bene. È bello vincere in casa per Fernando. Just 3 laps to go now. 3 laps. Grande Glock comunque, le Ferrari veramente massa 2 volte campione del mondo in consecutivo in una crisi senza fine. Ferrari disastrose, Raikkonen 12°. Crisi nera per le Ferrari. Dai che dobbiamo pitturare ragazzi questi ultimi 3 laps. È il problema di Vettel è incredibile, sfortunatissimo, se essere sinceri. Due secondi a 7 stiamo anche guadagnando incredibilmente. Two laps. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Tensione alle stelle, la torsida come indiana e alonsiana è in silenzio. Con una macchina nettamente inferiore. Stiamo tentando un miracolo. Tre, 4, stiamo addirittura incrementando. Dai fiori, dai. E comincia l'ultimo giro. This is your final lap. Final lap of the race. Vabbè, l'unico ritirato fino a questo momento, proprio lui, Seb, il leader della gara. Pochi metri separano Fernando Cume da un successo incredibile. Yellow flag. Rosberg, Nicolino fuori, Rosberg è fuori. Attenzione, i commissari cominciano a sventolare.
E signori, Fernando Come va a vincere il Gran Premio di Spagna. Boom, 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 boom. Signori, ci siamo. Yes! Nice work. That's Sono io il P1. ganador. Race win. Ragazzi, acuto Ferrari, Kimi, Raikkonen, Paul, Button, Barrichello, Alonso. Quarto, non male. Faccio fatica sul giro seco con sta macchina. Quindi LeBron sempre là, ma ragazzi, non stanno dominando un cazzo LeBron GP, veramente. E Raikkonen finalmente dà un po' di vita a questa Ferrari che è in grossa difficoltà. Vai raga, rock and roll. Gran Premio di Monte e mettiamoci anche Carlo. Clutch out. We're green. Grande partenza forse. You've moved down the order into P4. Mamma mia, P4. sandwich. Il Come a sandwich tra due Brom, attenzione. Perché ha rallentato così Moved Barrichello? up to P3. Mamma mia. 32 Barrichello, 31 Fernando Come, 28 Jenson, mondiale apertissimo. Sto trovando risorse incredibili. Dopo il mondiale vergognoso dell'anno scorso. Flavio Briatore ha detto voglio un Come. Devastante, ma... Mamma mia. Ma che cazzo? Cazzo, mi stanno rallentando, sono più veloce, Niente, non riesco... Mamma... Se non puoi bloccarmi così, se ne sta andando. Raikkonen. Ste Bron GP non le capisco. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Sono molto poco prestazionali. Perché ricordiamolo, raga, in testa alla corsa Michael Schumacher. Questa è la grinta, la frase che mi dà grinta questa. Purtroppo Kimi se ne sta andando e la cosa non mi piace nell'ecosistema QMBA. Non ci credo. You've moved down the order into... Dopo Monte Carlo, ragazzi, dopo ancora Raikkonen, comunque le Ferrari stanno tornando, fiori. È pazzesco proprio. Mi ha frenato in bocca, infatti nessuna penalità, anche Barrichello si è scusato, tra virgolette. Il problema è che adesso Button è in fuga senza mai vincere, praticamente Button è il primo al mondiale, noi chiaramente qualificazione orribile e Barrichello 19esimo, madonna, noi 15esimi comunque in Turchia proprio, non sono capace, non riesco a girare bene purtroppo. È così, non è prevista pioggia per la gara odierna. Vai raga, con grande amarezza dopo la delusione in Monte Carlo. Adesso qua arrivo in Turchia in una gara favorevolissima dove ho un percentuale di incidenti del 300%. Ma è finita una gara, mi sembra, qua in Turchia. Clutch out, we're green. You're in ninth position. Ma proprio non ho i punti di sorpasso, non ho niente, cioè proprio sono una pippa atroce in Turchia. Sutil fuori e vaffanculo. 8th place. You're in 8th place. Siamo nella più classica delle 8th place. Ancora. Niente ciò. Vecchio, mi dispiace, ma... P7 now. P7. Non ho... In questa gara qua proprio mi rendo conto che il punto di frenata e il punto di sorpasso non so cosa sia. Ma sono tutti più veloci di me. Guarda Gigi, guarda Gigi. Chiunque è più veloce di me qua. Va bene.
Total disaster proprio. Non riesco almeno una volta a finire la gara qui in Turchia, sarebbe già una soddisfazione. Ma a questo punto deve vincere Raikkonen, non Button. Ancora yellow flag per l'incidente. Okay, good Guarda, pace. guarda, guarda. Carry on with the job you're doing. Ma vabbè, sono coglione, vaffanculo, va, dai. Anche il tempo di rigirarmi per togliermi dalle palle. You're in 17th. You've dropped into P17. Niente da fare, niente da We've fare. moved down to P18. Purtroppo mi sono tanto innervosito con il discorso del Monte Carlo. Niente, in Turchia 4 gare, 4 volte ritiro che non so se sono 3 o 4, non riesco a finire una gara in sto cazzo di circuito. Raga, andiamo a vedere la classifica, siamo ancora tutti là perché sono a 9 punti alla fine da Button, 40, 32, 35, 31, ci sono 1, 2, 3, 4 piloti che possono vincere il mondiale perché è Massa, può rientrare se si sveglia, però la vedo dura già molto indietro, però siamo là, Raikkonen si è ripreso bene, solo questi due ritiri proprio in Turchia, lo so, a Monte Carlo proprio zero. Vabbè, comunque siamo là, dai, ancora si può, il miracolo non è ancora possibile. Nei costruttori siamo purtroppo terzi adesso, guarda quanti piloti diversi hanno vinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piloti diversi in 7 gare, cioè l'unico che ha vinto 2 volte sono io e sono quello messo peggio, perché è pazzesco come con questo sistema di punti chi vince più gare non è per niente favorito. Raga, saluto il comandone veneziano, peccato soprattutto per Monte Carlo. Ciao!